Salve a tutti, sono Giovanni Runchina, tengo 30 anni e fatto in sa vita sono giornalista, o Chirco dello che commente si tocca, nessi bibrofo. Sono silanese, ho cominciato innanti all'università a scrivere qualche cosa, poi infatti da salario in scienze politiche in Castello in su 2013, ho fatto una scuola fare su giornalista in Tattri che è durata 2 anni. In su 2016 sono diventato giornalista che ho passato l'esame in Roma. Ha poi tribagliato fino a 6 come in Paris Orlogos, in sa radio, in sul giornale, e cerco di fare sui botto, andare avanti, in questa situazione non è facile in Sardegna, non solo per il giornalista, ma per tutto canto. E considerando che sul giornalista è una passione mia di tutto canto la vita, sigo in questa avventura mancare qualche orta non si è gai facile alla seguire. E badenare pure che me dar bortas penso che si possa fare qualche altra cosa, può uscire da questa situazione che non è sempre bella, caso giornalista me dar bortas non tiene sicurezza, ma tutto quanto sono schidribali in questo momento sono guanguai. Usando lo cristiano da sempre, non la può imparare in famiglia che babà e mamma non mi hanno mai cristianato in sardo, ma vado a considerare che tengo amici in Bidda e ti armanna che cristiana solo in sardo. E in Saida che ha avuto tradizione armanna, poetas affamados come Francisco Mura e Maria Dumasala, este vinzas a ida de giocante a tenore e donzi varizas chidas che pure vestar mannas in pagasperalo sa tradizione nostra che sono per Isaida e tanto ho sempre cercato di ascoltare vinzas ormanos come gestionaiana e come gestionano Susardo e cercare di imparare in maniera più scorretta e più bella possibile, qualche volta a sesso e qualche volta più spago. Poi buona sorte come che stiano usando vinzas in su tribaglio che fatto, vedo che su sardo come si può fare, si può questionare in questa trasmissione, se i suoi progetti fatti con sa regione sarda. E vado a considerare pure che da qualche anno in sa radio ha fatto programmi in lingua sarda, in silanese, un mezzo, su che esco solo su silanese e non sempre bene. E come l'ho fatto in un giornale, si molti sardini apposta che è andata in internet, fatto sarnovar de Saghida, de sardini apposta, grazie a un progetto della regione sarda e che devo fare su mezzo schivotto e poi dimos si deve usare la chiarre a passare a questionare su sardo vinza sai sul giornalismo. Poi su pago che ne posso comprendere, poi su pago che vado a contare, come è giusto, sapere, a pesare dei figli sono cristiani in sardo. Primo, considerato che il sardo è la lingua di suolo, questa è la lingua della tradizione nostra, questa è la lingua che ci permette di seguire questa tradizione nostra e di la comprendere pure, e non solo della sammentare, mancare pago. Badano a pure che se un babbo e una mamma pesano un vicino
questionando in sardu, questo tenendo un'abilità in sa lingua più manna, che il sardo è proprio una lingua completa e gai vuole finire su vicino cercare di imparare altre lingue in maniera più bella e più facile e tanto questa è una cosa secondo me che andrà bene per la famiglia, per il vicino e finza per la cultura sarda. La scuola poteva fare meda, tocca che fetta di più, ma vinse che sul governo, la regione, pensa di andare a correre per questi progetti, per imparare a sos piccini in scuola su sardo. Si scuola sarda deve seguire in questa idea che anda dai vari anni, l'idea di imparare su sardo a sos piccini, che non è solo una cosa delle tradizioni, ma finza è una cosa che anda bene per l'identità nostra. E tanto tocca de seguire in questa idea, ma questa idea deve seguire in su tempo, non è possibile che in un anno si vetta in una maniera o quali mesi o poi un anno in tre e in un altro anno invece non si scà nulla e tanto invece, tocca della fare sempre che sia una materia su sardo che si imparata a tutti i piccini o in tutte le scuole di Sardegna. Iscriversi su sardo è una cosa ona, è un'abilità ed è giusto per me, visto che chi iscrive su sardo fa un concorso in sa regione o per lo Stato o puoi stare in Sardegna senza da qualche punto in pruso in sa graduatoria e tanto tocca finza di considerare questa abilità, che uno che impara su sardo, uno che iscrive su sardo, iscrive una cosa che anda bene, non solo per questo, ma finza posa gente che anda in un ufficio pubblico, che metà gente pure che iscrive solo questione su sardo, è giusto pure che si possa riformare come fare tutti gli altri cittadini della Sardegna. È una cosa ona che si fa in altri luoghi, in altre regioni, come la Valle d'Aosta, che è una regione a statuto speciale come si narra UE che vuole fare un concorso deve iscrivere la lingua della Valle d'Aosta sul patois che è una specie di francese e finza in Sardegna va di fare questa cosa si può seguire, andare avanti e pensare che si vetta in questo concorso su un'altra graduatoria per chi è iscritto alla lingua sarda.